Parliamo adesso di un'associazione, l'associazione Diseducation, che lancia un appello. Non vi anticipo qual è. Prima do il benvenuto a Marco D'Andria, che è presidente di Diseducation. Ciao Marco, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, voi cercate volontari per fare cosa nello specifico, Marco? Sì, per fare un servizio di assistenza a mare nella spiaggia di Saturo. Abbiamo avviato un progetto che si chiama Saturiamoci e ci saranno 2 operatori la mattina e pomeriggio per assistere persone con disabilità per fruire del mare. Tutto gratuito, abbiamo ombrelloni, sedie job, Sanessi e quindi stiamo cercando volontari da affiancare agli operatori, così da avere maggiore assistenza. E questo è importante, da affiancare ad operatori, quindi già ci togliamo la paura di dover affrontare da solo magari qualcosa che non si conosce, ecco, quindi è un affiancamento a qualcuno che già sa come muoversi. Che tipo di apporto cercate, Marco? Cioè quante ore, quanti giorni? Allora, il servizio è tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, tutti i giorni. Quindi poi il volontario, ovviamente noi non siamo così fiscali, cioè se il volontario ci avvisa anche un paio di giorni prima, può fare 2 ore, può coprire un'altra fascia oraria, cioè ci veniamo incontro alla fine. Appunto il servizio di volontariato non deve pesare sulla gente, però vogliamo lasciare la massima apertura e disponibilità, appunto. Cioè ognuno può prendere anche l'impegno che può, non è necessario prendere l'impegno di tutta l'estate, tutte le mattine, per intenderci. No, ma anche 2 volte in tutta l'estate. Cioè noi stiamo cercando di creare un turno largo, anche per far avvicinare più gente, quindi perché le richieste stanno arrivando di partecipazione. Però poi alla fine per dire il fare, diciamo, c'è mezzo il mare. È il caso di dire. Sì, però diciamo che siamo fiduciosi. Ci siamo arrivati già da ieri, ieri abbiamo lanciato l'appello proprio una volta, quindi già parecchie richieste sono arrivate. Tu anche ci sei arrivato subito in aiuto e sono sicuro che gli ascoltatori di Radio Cittadella speriamo, ascoltatori di Radio Cittadella, prendete insomma al volo questo invito, è anche un'occasione per scoprire questa associazione, dare una mano, poi dare una mano fa sempre bene, non c'è nulla da fare, forse è una delle cose più egoistiche che si possano fare, perché aiutando qualcun altro in qualche modo ci sentiamo bene anche noi. Sicuramente, ma poi una cosa che non bisogna sottovalutare, che comunque è un servizio in spiaggia. Quindi magari si può venire con la famiglia si fa il bagno, va a mare e tu stai lì quelle 2 o 3 ore, invece di stare a prendere il sole a contemplare il mare, scambi 2 chiacchiere, puoi aiutare qualcuno, ti puoi fare il bagno, cioè nessuno vieta poi di godersi il mare anche in quelle ore. Cioè, certo. Deve essere fatto con impegno, però anche con uno spirito di leggerezza. Diciamo, sì. Va bene, quante persone finora usufruiranno del servizio, vi hanno chiesto di usufruirne? No, la spiaggia è pubblica, quindi non abbiamo il conto delle persone che arrivano ogni giorno. Noi disponiamo di ombrelloni, lettini, 2 sedie regista, quindi più o meno è quello il limite che noi riusciamo all'utenza che riusciamo ad aiutare. Poi se le persone arrivano anche con dei familiari, c'è anche qualcun altro che li può aiutare, cioè la spiaggia è pubblica, possono arrivare anche persone. L'anno scorso abbiamo già fatto un mese di prova con questo servizio e come è andata? Giorno dopo giorno arrivavano persone, noi siamo stati soddisfatti, le persone contente anche del servizio, c'è stato un miglioramento. Bene, allora un grande in bocca al lupo a voi per questo bellissimo servizio che prestate alle persone con disabilità, e rinnoviamo l'appello per chi volesse qualche ora al giorno, anche un paio di volte a settimana, non tutti i giorni, insomma secondo la propria disponibilità, a dare una mano ai ragazzi dell'associazione Diseducation. Grazie a Marco D'Andria. Grazie a te.